Buon pomeriggio a tutti qui dal Nino Lobue di San Giovanni Gemini e benvenuti alla gara d'andata del turno 2 della Coppa d'Italia di promozione. Un saluto qui da Gabriele Rispetta per Gemini contro Serra di Falco. Anticipato Gela e poi occhio perché può ripartire Gemini con Muratore e un 2 contro 2. Torna adesso Serra di Falco, palla che arriva al centro per Marrone, impreciso però il filtrante di Muratore, più a uomo che a zona in questa battuta che arriva in aria. Tatoli fa un miracolo, controllo del numero 4, poi vede la corsa di Marrone che in aria, Marrone a centimetri dal vantaggio il Gemini, porta il gol del capitano, deviazione che aiuta Mangiapane a trovare l'1-0 Gemini. Riprende palla quindi Rizzo, occhio al possibile contropiede del biancazzurro. Rizzo va a destra dove c'è Nuccio, mette questo pallone al centro ed è arrivato il pareggio del Serra di Falco, 1-1 del Gemini. Altro pallone che arriva di nuovo al centro. Formazione del Gemini, arriva questo pallone al centro, la prende Muratore che in qualche modo fa 2-1, sorpassa tutta la difesa con una traiettoria pennellata, vantaggio Gemini. Pallone che arriva tagliato al centro, Tatoli miracolo sul colpo di testa di Antona, anche tutto buono però. Mangiapane mette un altro pallone al centro, poi occhio alla spinta netta con Toledo che ha perso la destra e ha spintonato in maniera plateale Antona. Calcio di rigore quindi per il Gemini, rischia Piccitto, deve andare Mangiapane che guarda la porta, rincorsa e va a fare 3-1. Ancora Mangiapane, ma calcio di rigore corto per Muratore, il tacco a liberare ancora una volta Peca che mette questo cross al centro, ha avuto Tatoli ed è arrivato il 4-1. Marrone segna il poker per i Black. Comuni va per lottare con il Benedetto, fa bene, e allora può andare a sua volta il Gemini ancora con Mormino, insiste lui, Mormino in aria, Tatoli ci ha messo il guantone, grande parata, la sua battuta che va sul primo palo tagliato, pallone che arriva e c'è la deviazione vincente di Seider, 5-1. A sua volta può andare il Serra di Falco con questo colpo di testa di Salvo che era colpevolmente libero in area di rigore. C'è una partita di campionato, fa giocare un po' di più, qua prova il tiro e c'è il 5-2 di Benedetto, va a esultare. E adesso su questa ripresa palla di Lio finisce la gara, vince il Gemini 5-2, vince e convince la formazione di Mister Ancona.